4 mesi fa si sono incontrate nella finalissima di Serie A2. Oggi sono due neopromosse che si stanno conquistando un posto nei piani alti della massima serie, dal circolo sportivo Hill 23, Gem Calcio 8 e Atletico Fiumicino, due piccole che vogliono diventare grandi. Andiamo a leggere i convocati per le due formazioni. Per il Gem Calcio 8, numero 8 Capitan Caruso, 7 De Paola, 9 Giulitti, con il 3 Mariani, 11 Moreschini, senza numero Moser, 10 Parisi, 2 Petracca, 5 Restivo, 6 Tonetto, 4 Torroni. Per l'Atletico Fiumicino 4 Arduini, Alessio, 5 Arduini Valerio, 9 Ballistreri, numero 1 Egizi, 6 Ferri, 2 Fognani, 10 Maramao, 7 Mosciatti, 19 Passigli, 16 Puleio. Squadre si dispongono, maglia argento l'Atletico Fiumicino che attaccherà da sinistra a destra, maglia nera il Gem attaccherà da destra a sinistra. Parisi e De Paola sul pallone pronti a dare il via al gioco. Si attende il fischio dell'arbitro. Partiti, Restivo, Tonetto dall'altra parte, si fa vedere in mezzo Capitan Caruso. Il lancio verso Parisi che controlla, cerca un compagno su cui scaricare, la dà a De Paola, primo tiro per De Paola, molto alto, nessun problema per il numero 1 Egizi. Egizi fa ripartire l'azione, primo attacco per l'Atletico. Ricordiamo che questa partita è la riedizione della finale di Serie A2 dell'anno scorso. Vinse il Fiumicino ai rigori dopo una partita finita 1-1. Vediamo se il Gem troverà la sua vendetta. Attacca a destra il Fiumicino con Ferri. Ferri torna dietro. Controlla il pallone Mosciatti. La gira su Arduini, Alessio. Arduini cerca spazio, poi scarica sul numero 9 Ballistrieri. Fallo poi subito da Caruso. Primo calcio di punizione per il Gem. Si sono fatti male entrambi i giocatori. Ecco Caruso che dà la mano. Si ripartirà con il calcio di punizione di Tonetto. Tonetto, il pallone verticale, intercettato. Si invola sulla destra ma viene fermato Mosciatti. Ora è Tonetto, si appoggia su Restivo. Restivo per Parisi. Parisi il controllo un po' lungo, riesce poi a gestire il pallone. La allarga sulla destra, finta di cross, poi si rientra, ancora insiste il Gem, la palla a Restivo che l'appoggia nuovamente. Il tiro cercato dal numero 2 Petracca, troppo largo. Ci riprova l'Atletico, sull'out di sinistra si invola il terzino maglia argento. Guardiamoci alle spalle, Stefano! Ancora il dribbling tentato, e attento Petracca. Ancora Atletico. Dai però, oh, usciamo un po' là, bravo Gianluca! C'è il libero sulla destra Arduini. Sali, Fede! Riceve adesso. Sali, eccolo Matteo! Arduini fermato da De Paola. Rimessa per l'Atletico Fiumicino. Arduini Sali Gianluca! Ok, va bene. Gira dall'altra parte. Rimaniamo alti. Va bene Fabrizio! Ora Atletico che manovra con calma. Palla che gira in difesa. Arduini in mezzo per Ferri, che ha accettato il pallone da Parisi. De Paola prova a far ripartire velocemente i suoi, poi si appoggia dietro a Moser. Moser per Tonetto, pressato da Ferri, subito alza il pallone per Caruso. Parisi manca il controllo, sarà rimessa a Gem, se ne incarica Tonetto per Restivo.
Restivo, serve De Paola, De Paola cerca lo spazio per il tiro, lo prova, pericoloso il jam con De Paola. Vieni a prendere posizione, dai Fede, dai Fede. Riparte l'Atletico, pallone alto, interviene Mariani, rimessa laterale per l'Atletico Fiumicino. Balistrieri subisce il fallo di Caruso. Calcio di punizione per l'Atletico Fiumicino, se ne incarica Mosciatti. Vediamo se cercherà il tiro in porta. Caruso e Parisi in barriera, va Mosciatti, il tiro col sinistro alto. La controlla con lo sguardo Moser. Andrea, bravo, eccolo. Ora Moser che rilancia. Sali. Dai Gianluca. Mosciatti si invola, si porta la palla sul sinistro, scarica il tiro ed è gol. 1-0 per l'Atletico Fiumicino quando siamo al quinto minuto. Mosciatti firma 1-0. Dai. Occhio a uscire, raga, non ce dobbiamo far saltare. A 1-0 quindi per il Fiumicino, era partito bene in gem, qualche tiro verso la porta di Egizi, ma il gol l'ha trovato l'Atletico al primo tiro in porta con Mosciatti. Restivo, il pallone alto, intercettato. Giochiamo la palla a terra. Saliamo, così va bene, aspetta. Controlla Fognani, poi gira. Solito giro palla in difesa del Fiumicino. Ancora Fognani, si appoggia in mezzo. Ragiona il Fiumicino, a maggior ragione dopo il vantaggio raggiunto. Restivo, lo sguardo in mezzo, prova ad appoggiare a Parisi ma sbaglia il passaggio. Adesso Mosciatti, fermato da De Paola, Restivo, poi Parisi che subisce il fallo. Sarà calcio di punizione gem da posizione pericolosissima. Sì. Si è fatto male anche il numero 4 Arduini del Fiumicino. Ma si è fatto male Angelo? Si rialza Arduini. Calcio di punizione sul pallone Parisi, sembra intenzionato a battere. Sistema la barriera Egizi, vediamo quanti uomini sceglierà il numero 1 dell'Atletico. Sono soltanto 3 in barriera. C'è Parisi pronto sul pallone, Caruso dare qualche consiglio. È quasi un calcio di rigore. Parte Parisi, la rincorsa, il tiro col destro alto sopra la porta di Egizi. Dai. Però c'è troppo un buco in mezzo, Gianluca, se salgono loro dovete salire pure voi. Riparte l'Atletico. L'Atletico che viene da una rimonta clamorosa contro l'Italia Calcio, sotto di 3-0. È riuscito a recuperare fino al 3-3. Occhio a Caruso che colpisce De Paola col tiro. Ora palla all'Atletico, Ferri la controlla male. Tonetto, De Paola, fermato da Arduini. Poi Mosciatti scambia con Arduini. Arduini poi a sua volta sbaglia l'appoggio, la recupera Petracca. Il Gem invece nel turno appena passato, nella terza giornata, ha subito la prima sconfitta contro il Testaccio per 5-3, addirittura era andata sotto la squadra di Caleca per 5-0 nel primo tempo, poi non è riuscita a ribaltare la partita. Uomo che arriva!
Restivo si appoggia su Tonetto per De Paola sulla fascia sinistra, l'appoggio in mezzo per Caruso la gira dove però non può arrivare Parisi. Va bene Gianlu, va bene, fallo di seconda Gianlu. La palla di mezzo, buona per accasciare. Si prepara a ripartire Gizzi. Tante assenze oggi per l'Atletico Fiumicino, ce ne parlava anche il presidente della squadra. Occhio a Parisi che ruba il pallone, poi vuole la palla in mezzo, Petracca a memoria dove però non c'era De Paola. Eccola questa Fabrizio! Lancio lungo, colpo di tacco spettacolare. Occhio a Balistrieri fermato da Tonetto. Restivo, il lancio verso De Paola, controllo bellissimo, difficile di De Paola che poi col tacco si porta dentro l'area, la appoggia a Parisi, palla fuori. Sarà rimesso dal fondo Fiumicino. Si lamentano i giocatori in maglia argento, sostenevano che la palla controllata da De Paola fosse andata oltre la linea di fondo. Arduini, Ferri, controlla è prestato da Tonetto e De Paola. Anche dietro, Vedrà il lancio lungo verso Maramao, poi Caruso per De Paola. Arduino gli ruba palla, poi a sua volta Tonetto, elegante De Paola con il tunnel. Restivo, appoggia a Parisi, salta un uomo, poi serve Petracca, il cross, tiro cross che viene deviato dai Gizzi. De Paola per Parisi in mezzo a due, cerca spazio per il tiro, lo prova, raso terra che ai Gizzi controlla mentre esce fuori. Ancora Arduini per Ferri, poi si riappoggia al centro Mosciatti, Arduini, Balistrieri cerca di far scorrere il pallone, riesce a servire Ferri con il tocco di Tonetto. Ancora Mosciatti, gira dall'altra parte, Maramao punta tutta la difesa del Gem, viene fermato, sbaglia poi Tonetto, attenzione a Ferri che prova il tiro e insacca con una botta di sinistro il 2-0 per l'Atletico Fiumicino. A sorpresa un Atletico con molte assenze, si è già portato in vantaggio 2-0 quando siamo al 12° minuto. Crea tanto il Gem, ma è il Fiumicino a finalizzare, a concretizzare. De Paola predica calma, Caleca. Petracca prova l'incursione sulla destra, pressato da due uomini, guadagna un fallo laterale. Petracca verso De Paola, il tiro al volo, poi Parisi si gira, pallone deviato, sarà calcio d'angolo. Andiamo dentro, chi va dentro? Federico! Primo calcio d'angolo della partita per il Gem, battere De Paola, in mezzo Caruso, la palla che va verso Parisi, anticipato. Nuovamente angolo per i ragazzi di Caleca, lo va a battere Restivo, serve corto Parisi che forse subisce il fallo, per l'arbitro non c'è nulla e occhio allora al contropiede atletico. Maramao, Mosciatti rallenta l'azione, si appoggia dietro. Mosciatti, Arduini, ancora Mosciatti e lui a impostare il gioco. Balistrieri cerca spazio, appoggia Mosciatti dall'altra parte, ha sbagliato però il passaggio di Mosciatti. Allora può ripartire De Paola, recupera Arduini e poi Gizzi si impegna per evitare il calcio d'angolo.
De Paola lascia a Tonetto l'incarico della battuta. Tonetto verso Caruso, col sinistro il tiro, sarà rimessa Atletico. Egizi dall'altra parte. Aramao si fa soffiare il pallone, tutto regolare secondo l'arbitro. Mosciatti. Egizi attende il gem, l'iniziativa dell'Atletico. Occhio a Ballistrieri che se ne va col controllo. Ancora Ballistrieri. Mosciatti. Arduini. Siamo rientrati, Cerca Ferri, non lo trova. Tonetto può ripartire. Tonetto punta alla difesa dell'Atletico. Scarica su De Paola. De Paola fermato da Arduini. Arduini il lancio. Dall'altra parte c'è Maramao. Maramao ragiona. Gianluca la prossima Dagna una rimessa laterale. Ancora rimessa Atletico. No, aspetta Gianluca. Aspetta che fa la nostra, Gianluca. Mentre si prepara un cambio nelle file del gem, pronto a entrare Moreschini. Dai, saliamo, sali. Ferri. Occhio al pressing del gem che è efficace, riceve palla Tonetto. La controlla, poi serve Parisi. Parisi lo stop. Ora Parisi si porta il pallone sul sinistro, scarica il tiro. Egizi la devia in calcio d'angolo. Cambio per il gem quando siamo al 16° minuto. Entra Moreschini al posto di Caruso. Dai, oh! Pronto a entrare Giulitti. Sei in mezzo adesso, Ma siete sempre in tutte le volte? Cioè, come gruppo. Ah no, siamo sempre noi con voi. No, se siete sempre voi due a parlare. No, hai cambiato? Siamo un po'. Dai ragazzi. Portaci da tutti. Momento di pausa, si è fatto male Egizi. Calcio d'angolo Gem, la palla messa in mezzo, Egizi ci arriva, può ripartire Mosciatti. Qua a sinistra, Mosciatti, Max! lungo per Balistrieri. Balistrieri, buono lo stop, poi il pallone va in rimessa laterale. Restivo, Moreschini. Restivo per De Paola. Parisi la controlla, può scaricare il sinistro, diventa quasi un passaggio per Moreschini. Restivo, buono lo stop. Tonetto guarda dall'altra parte, spettacolare la girata di De Paola. Vieni A te! Dai, veloce. Col cambio De Paola per Giulitti. Giulitti per De Paola. Eccolo, fai gol! Proprio Giulitti appena entrato intercetta il pallone, se lo porta sul destro, poi appoggia Moreschini. Balistrieri. Recupera il pallone Petracca, spinge sulla destra. Petracca salta un uomo, guadagna un'altra rimessa laterale. Moreschini, Restivo, Tonetto. Tonetto prova la opzione col sinistro, Egizi c'è. Allora palla in difesa il Fiumicino, adesso il lancio lungo. Facile per Moser, avanza Tonetto. Restivo. Restivo per Moreschini. Moreschini fermato. Poi pressing eccessivo, commette fallo Moreschini. Dai, giochiamola vicino, dai, fa niente, dai! Dai,
Alessia, accocia un po', bravo, fermo là. Mette le linee di passaggio. Sulla linea di passaggio. Azione Atletico. Mosciatti, Eccolo adesso. sempre lui a impostare le azioni. Eccola. Mosciatti gira verso Balistieri, interviene Mariani, Petracca, Tonitto, Gioca qua, dai. Restivo. Oh, è andato. Restivo, si è inserito Giulitti, pallone troppo lungo quello di Restivo, era buona l'idea. Siamo al 19° minuto, Atletico Fiumicino in vantaggio 2-0. Gem che sta provando a rispondere ma fatica a trovare la via della porta. Gizi più a Parisi, fa la sponda lì davanti. Petracca, il tiro col destro e Gizi c'è. Giulitti la controlla, se la porta sul destro, ancora il tiro e Giulitti firma il 2-1 per il Gem al 21° minuto. Bravo Andrea. Dai. Peccato, bravo Arpio. Partita allora che va sul risultato di 2-1, accorcia le distanze il Gem. Aspetta, adesso viaggia con la palla. Ok. Arduini. Non c'è. Arduini per Ferri. Ferri ancora da Arduini. È riuscito allora il Gem a trovare il gol che accorcia le distanze. Ora Balistieri perde palla. Fa niente, bravo Simone. Girati Simone. Rimessa dal fondo per Egizi. Ancora Egizi a gestire il pallone. Occhio Andrea. Aspetta il Gem l'iniziativa dell'Atletico. Maramau. È Restivo a recuperare il pallone da Parisi. Parisi dall'altra parte verso Moreschini che si impegna ma non può arrivare sul pallone. La chiamata Max, giochiamo su Max, ragazzi. Maramau cerca Balistieri ma non lo trova, c'è Moser. Sale col pallone di Tonitto, solito appoggio a Parisi, controlla ma poi viene contrastato dai difensori dell'Atletico. Ferri scarica sull'out di sinistra. Mosciatti. Maramau Va bene. ora si Simone, appoggia va bene. dietro. Dai, adesso fallo cacciare. Egizi. Dai Cristian, accorcia là. Eccolo. Il lancio di Egizi, però a intervenire in due alla fine è Petracca. Si lotta sul pallone vagante, Restivo la controlla. Si allarga sulla destra, c'è spazio per il tiro, lo prova, Egizi c'è. Ed è time out Gem. Dai, venite qua ragazzi, ho un minuto, dai, veloci. No, time out. Ragazzi, Ale, parliamo di meno, raga, parliamo di meno. Proprio loro questi rosso. Si vede. Manco l'avevo visto. Questo. ci ha saltato. Dobbiamo arrivare a puntare sul facciamo saltare. Ragazzi, provare a prendere lo spazio. Lo so, quella è una cosa che devo migliorare, proprio mi viene così, naturalmente viene così. 14, cazzo, secondo me si chiama cazzo. Oddio, questo va nell'integrale. Vabbè. Rimessa laterale, Tonetto su Parisi.
la controlla, ora Parisi in mezzo a 3, prova a passare e non guadagna purtroppo neanche il calcio d'angolo. Si arrabbia Parisi. Ultimi sgoccioli di primo tempo, questa partita, Atletico in avanti 2-1. Il Gem ha accorciato le distanze con Giulitti, entrato da poco, è riuscito subito a trovare il gol. Moreschini punta un uomo, poi Parisi di testa sul lancio di Petracca. Giriamoci! Bravo Gabriele, bravo Torro! Bravo, no, lì possiamo. Ultima azione forse di questo primo tempo per l'Atletico. Lancio lungo intercettato da Petracca, Moreschini salta un uomo col sombrero, attenzione a Moreschini, poi c'era in mezzo Parisi ma non è riuscito a trovarlo Moreschini. Ancora Gem però, Restivo, Giulitti si allunga il pallone, poi lo appoggia, cerca Moreschini, Giulitti ancora con il tiro, Moreschini, e poi allontana la difesa dell'Atletico. Molle e Gem potrebbe trovare un fondamentale pareggio all'ultimo secondo del primo tempo. Giulitti riceve il pallone, si guarda intorno, passaggio per Tonetto che subisce fallo secondo l'arbitro. Opportunità preziosa per il Gem, 2-2. Prova il tiro Restivo, pericoloso. Basta qua, gira. Dai, fallo cacciare, Simo! Ora Atletico con Mosciatti, palla lunga controllata da Tonetto, mette un po' in difficoltà il numero 4 del Gem. Non fa niente! Dai, recupera la posizione, dai Giulio! Il mancato controllo di Torroni. Calcio d'angolo Atletico, batte Ferri, soltanto 2 uomini in mezzo, pallone che viene intercettato da Petracca. Fine primo tempo, 2-1 Atletico Fiumicino. Si riparte con il tiro di Mosciatti. Cioè no, ricordo Parisi appoggia su Moreschini, allontana la difesa del Fiumicino. Moreschini fa scorrere il pallone. Ora è Maramau, viene però fermato dall'intervento di... Ok, dai Simo, eccola là, che roba nostra, Dai, saliamo, sali Federico! Ora Fiumicino, il lancio lungo verso Ferri. Moreschini lotta con Balistrieri, la appoggia su Petracca. Petracca torna indietro da Torroni, Tonetto avanza, palla al piede, serve Parisi. Parisi cerca un appoggio, lo trova in Restivo ancora su Parisi, la palla allargata su Giulitti cambia tutto da Petracca che prova il tiro col destro, non male la conclusione di Petracca. Giuli, fermo là! Sali Simo, fallo cacciare! La pressione di Moreschini. Eccola Gabri, roba tua! Controlla Balistrieri con Petracca. Rimessa a Gem, Petracca. Restivo. Controlla Moreschini, ancora Restivo. Parisi subisce il fallo.
formazione allora per il Gem. Parisi è Tonetto sul pallone. Parisi la rincorsa, il tiro col destro del gol di Cristian Parisi che firma il 2-2 Gem dopo 2 minuti del primo tempo. Grande bomberino! 2-2 allora, trova il pareggio a inizio secondo tempo il Gem. Vediamo se subirà il colpo il Fiumicino. Azione che si sviluppa a sinistra, il fallo. Chiede scusa a Moreschini. Battere Mosciatti. Mosciatti scambia con Balistrieri, attaccato da Moreschini. Balistrieri. La palla a Maramao, il tiro col sinistro. Moser c'è. Calcio d'angolo Atletico, si fa vedere Balistrieri, sbaglia però il controllo, riparte allora Petracca. Bellissimo intervento di Mosciatti, poi il pallone verticale dove non arriva il compagno, ma sarà calcio d'angolo Atletico Fiumicino. Va a battere Ferri, si fa vedere Mosciatti, chiede il pallone ma Ferri la vuole mettere dentro. Cerca il compagno che è stato al centrocampo. Tonetto, Giulitti, Restivo a acquistare l'azione, cerca il pallone alto. Ritorna, allora Restivo può nuovamente impostare l'azione. Torroni, Tonetto si accentra da Moreschini, Moreschini si gira. Restivo, Tonetto ancora per Restivo, si accentra Giulitti, perde però il pallone Restivo, prova a ripartire Maramao, bravo Tonetto a fermarlo. Restivo allarga su Tonetto, Parisi, ancora Tonetto, il tiro col destro. Tonetto firma il 3-2 Gem al quinto minuto del secondo tempo. Bravi! Dimmi come ho ripreso. Dai, siamo belli stretti là, continuiamo a giocare, Va a battere la rimessa laterale Petracca. Petracca su Torroni, sbaglia il rinvio, può involarsi allora Balistrieri, esce Moser. Ci riprova l'Atletico con Mosciatti, pressato da Moreschini. Larga sulla destra. Ecco la roba tua, Gabri! Palla ancora al centro. Calma! Manovra il vicino. Non anticipa! Adesso Fallo subito da Ferri da parte di Petracca. Si incarica della battuta Mosciatti. Basta! Eccolo che arriva Andrea! Federico, Mosciatti sul pallone, 3 uomini Atletico in area di rigore e il tiro di Mosciatti va a colpire Puleio che incrociava la traiettoria. Parisi larga su Giulitti, Giulitti per Tonetto che si inserisce, poi la può mettere dentro, intercettato il suo cross, sarà calcio d'angolo Gem. bravo là insieme a Gabriele, così Federico arriva là, casca là la palla, Federico, casca là,
Si prepara la battuta Giulitti, il cross Parisi, controllo, tiro al volo e Gizzi la blocca lì. E Gizzi serve Puleio. Puleio torna da Gizzi. Arduini, Mosciatti. Mosciatti, lo scambio bellissimo che libera Mosciatti, la può mettere dentro, respinge coi piedi Moser. Poi Moreschini. Ferri controlla il pallone, Moreschini gliela ruba. Petracca voleva ancora Moreschini. Torroni controlla che il pallone esca in rimessa dal fondo. Ci mettiamo bene, Gianluca. Ribaltato dunque il risultato in questo secondo tempo, dal 2-0 Atletico si è passati al 3-2. Occhio perché c'è libero Giulitti. Giulitti, il tiro col destro, e Gizzi risponde e poi solo davanti al portiere Moreschini non riesce a concludere il rete. Ferri, credito da Moreschini, sarà fallo laterale. Puleio, Mosciatti. Mosciatti salta due uomini, non il terzo, Petracca. Cambi per le due squadre, esce Ferri. Donetto a centrocampo. Si invola sulla sinistra Giulitti, rientra, poi appoggia su Moreschini, Moreschini per Restivo, c'è spazio per il tiro, Restivo, e Gizzi risponde e poi allontana la difesa dell'Atletico. Stai su! 1, 2! Mosciatti, pallone verticale per Maramao. Maramao entra in aria, tira col destro, palla sul fondo. Sarà calcio d'angolo la toccata, quindi, e invece non è così perché è rimessa dal fondo secondo l'arbitro. Cambi per il Gem, è entrato Caruso e anche De Paola. Fuori Giulitti e Moreschini. Caruso, la caccia del pallone, ci arriva Maramao. Balistrieri. Rompe l'azione Caruso, ma ancora Maramao, poi Mosciatti. Mosciatti, il tiro col sinistro alto. Fischia l'arbitro, c'è un cartellino giallo per Arduini. Tonitto. Tonitto verso Parisi, il controllo di Parisi, appoggia a Caruso col sinistro. Facile per Gizzi. Ancora Caruso. Per De Paola che prova il dribbling, viene fermato, poi insiste De Paola, esce Gizzi. Puleio. Maramao per Mosciatti. Se ne va in dribbling sulla sinistra, poi la mette dentro, ma è sbagliato il suo cross. Petracca, Restivo, testa alta, avanza, lo lasciano avanzare, allora può servire il compagno De Paola. Dai, fa niente Gianluca, ok, va bene, siamo ordinati, gira di Fede. Guarda questo pezzo, eccolo Gabri, bravo. Andrea, guardalo però, Quindi cambia tutto verso Puleio. Stringi Max. Puleio, il lancio lungo dove c'è Maramao, la girata tentata dall'attaccante dell'Atletico Fiumicino.
Moser con le mani, il solito lancio verso Parisi. Parisi scarica su Restivo, rientra Restivo, affrontato da Balistrieri, da Caruso, ancora Parisi, il tiro di Parisi contratto, poi prende una pallonata in faccia Restivo, ma si prosegue. Maramao prova il dribbling, fermato da Caruso. Petracca, De Paola, Caruso, Torroni, Petracca, Caruso, Petracca dall'altra parte per De Paola, però non controllato da De Paola, rimessa laterale Atletico. Maramao di tacco per Mosciatti si invola sulla sinistra, la mette in mezzo, respinge Moser e poi Maramao non trova la porta con la respinta. Arriva uomo, Fede, arriva uomo dietro. Restivo, c'è libero sulla sinistra Tonetto, la palla in mezzo Parisi, Tonetto la ridà Restivo, il tiro col destro, risponde presente Egizi. Time out. Questo sta andando bene, questo se tu guardi, fai così, poi fa per caso, e poi guardi poi e corri se dall'altra parte. Sai che c'è, forse quando stai sopra è più facile guardare come adesso, quando stanno dall'altra parte proprio non so chi so, capito? Quindi mi viene da guardare. È peggio però, perché è più grave che ti perdi l'azione. Certo. Sta tranquillo, non mi voglio, cioè, sti cazzi. L'importante è che li segui, ti attacca. Se questo sta qua, attacca di qua, quindi lascia tutto questo No, beh, certo, no, ma segui così. Quando tirano, segui e la parte destra. Camera che io famo, dai, va te. Se tira una volta sta palla, il tiro vede tutto il campo dietro. no, ma è corretto, è solo che facendo le due cose insieme. Dai ragazzi che allunga, Si prende con il calcio d'angolo Gem, lo va a battere Tonetto, si butta dentro Caruso, Tonetto tra le braccia di Egizi. Occhio, dopo tu Andrea. Bravo. Esci. Ora Atletico, sulla destra c'è Maramao per Mosciatti gli ruba palla a De Paola, trova Parisi che subisce il fallo di Arduini. Pronto a battere Torroni, c'è una cosa che non va, ha fischiato l'arbitro, si ripeterà il calcio di punizione. Anche di qua, Torro. Ok, c'è Petracca, Restivo, uno sguardo in mezzo, non arriva però il pallone a De Paola, può ripartire Mosciatti, il lancio, Balistrieri e Maramao in zona ma nessuno dei due riesce ad arrivare sul pallone. Petracca per Restivo, ancora il lancio dall'altra parte, non può arrivarci Parisi. 15-20-30 secondi, no? 16° minuto del secondo tempo in questa sfida tra Gem Calciotto Atletico Fiumicino, replica della finale di Serie 2 dell'anno scorso. Attenzione a Parisi, la sua conclusione è respinta. Il Gem è in questo momento in vantaggio per 3-2. Petracca, Caruso, Parisi a lottare lì davanti e commette fallo però, secondo l'arbitro. Fede, quando c'è palla a fianco, Fede. Affretta ora l'Atletico.
Ferri, si sovrappone Puleio. Ferri circondato da 3 avversari, Puleio perde il pallone, non c'è fallo secondo l'arbitro. Ora può ripartire veloce Petracca. Petracca per Restivo. De Paola controlla il Arduini. Mosciatti. Controlla il pallone Restivo, l'appoggia su De Paola. Accorciamo però, siamo lunghi, De raga. Paola. Il dribbling splendido sulla sinistra. La palla messa dietro dove però non c'è nessuno. Temporeggia, Ferri, temporeggia, Puleio. temporeggia, eccola. Torroni a far ripartire il gem. Restivo Gabri, torna, Gabri, torna, aspetta, Gabri. serve Caruso. Dall'altra parte c'è Torroni che si è portato in posizione molto avanzata. Serve dietro Tonetto. Tonetto, Fai go, cazzo. spazio per il tiro, forse ci pensa per un attimo, poi attende. Appoggia su Restivo. Torroni, Tonetto, Torroni a interrompere la manovra gem. Accorcia, va un po' più in mezzo, tanto c'è nessuno qua. Adesso Andrea, ecco Andrea. Sempre davanti. Chi c'è davanti, raga? Rischia qui Torroni, trova De Paola. De Paola è corto, il pallone lo può intercettare Ferri. Tonetto gliela porta via. Caruso, Petracca verso Parisi che lotta e conquista il pallone. Parisi, palla è buona. Parisi arretra quasi fino alla sua difesa. È ancora su il pallone, ma da Restivo che manca un controllo semplice. Dai, Federico, Restivo, mi avvicini da qua, Federico. Dai. Ora è Mosciatti. Imposta l'azione sulla sinistra l'Atletico. Ferri la mette dentro. Pericoloso qui l'Atletico. Sta andando indietro. Dai, Simo, veloce. In mezzo, a difesa. Nuovo lancio lungo per Parisi, uno schema ripetuto spesso dal gem. Parisi bravissimo a difendere il pallone. Al neoentrato Moreschini. Gioca! Moreschini non trova ancora Parisi. Dai Simone! Ora il Gizzi, Puleio, Dai Simone! Mosciatti subisce fallo. Parasticco, aspetta un attimo. Gianluca, Parasticco. Del capitano. Perché non è fischiato? È del capitano. Vallo già! Può giocare? Pronto sul pallone Mosciatti. La conclusione alta sopra la traversa di Moser. Siamo vicini! De Paola fermato da Arduini. Ancora De Paola il tiro. Pronto Egizi alla parata. Ancora non ho capito. No, ma forza se facciamo palla. Mosciatti. Piano, temporeggia. Ferri si sovrappone Puleio. Ferri di nuovo da Mosciatti. Temporeggia, Simo, bravo. Ferri, Mosciatti. Entra dentro. Così va bene così. Mosciatti dietro, pallone Così che va torna bene. da Egizi. Eccolo qua. Eccola. Mosciatti. Poi subisce fallo Maramau. Pronto sul pallone Mosciatti quando siamo al 21esimo minuto. Questo secondo tempo della partita tra Gem e Atletico Fiumicino. Gem in vantaggio 3-2. Per Mosciatti la possibilità di trovare il gol del pareggio. Mosciatti il tiro col sinistro. Pessima la conclusione del numero 7 dell'Atletico. Matteo! Quanto è il cambio che c'è giudizio? Pronto un cambio per il Gem, Giulitti prenderà il posto di De Paola.
Arduini, Maramao. Si prosegue il cross in mezzo. Prova a raggiungere il pallone Puleio. Esci Simo, esci! Puleio, Mosciatti. Senza farti saltare. Così. Fretta adesso l'Atletico. Maramao. Il tiro col destro attraversa la linea di porta e si spegne sul fondo. La toccata Moser sarà calcio d'angolo. Oh, guardiamo i giocatori! Guardiamo i giocatori! Oh, l'ultimo che entra dietro! Intanto Arduini per adesso al centro dell'area per l'Atletico Fiumicino. Dietro sta solo! Davanti! Batte Ferri proprio verso Arduini, spazza via Tonetto. Simone, qua, rimani qua, Buttata fuori. Egizi per Arduini, pressato da Tonetto. Non fare fallo! Esci Gianluca! Mosciatti prova il tiro col sinistro, respinge Moser, vediamo se riesce a bloccarla, sì, in due tempi. Palla che però è finita in calcio d'angolo. Oh, guarda qui fuori, chi c'è? Oh! Bene. L'arbitro segnala che mancano 2 minuti alla fine della partita, calcio d'angolo importantissimo per l'Atletico, battuto, respinge Petracca. Ancora Ferri, si avvicina a Mosciatti, c'è lì Caruso a fare pressione. Ecco Ferri, il tiro respinto. Sali! Può ripartire allora il Gem. De Paola corre sulla sinistra, Parisi la riceve. Parisi, il tiro col destro, alto. Ma niente Simo, vieni Matteo, veloce! Maramau. Controllo difficile, non riesce a metterla giù. Gli soffiano il pallone allora quelli del Gem. Giulitti appena entrato, poi Tonetto. Caruso. C'è il fallo secondo l'arbitro. Può riprovarci allora il Fiumicino. Occhio qua Simo! Aspetta! Simo! C'è uno guarda cosa è fermato! Basta! C'è sta Andrea, ok! Ultime speranze per l'Atletico Fiumicino di trovare un pareggio. Eccolo! Sciatti per Ferri. Secondo l'arbitro c'è il fallo. Veramente ultimi scampoli di partita, ultime speranze per l'Atletico Fiumicino. C'è sta Simone! Tutti dentro per l'Atletico. Sul pallone c'è Ferri, va dentro Mosciatti, c'è Arduini. Davanti! Gabriele davanti! Azione decisiva, forse l'arbitro fischierà dopo questa punizione. Ferri getta via questa occasione con questo cross troppo alto. Ultimi secondi della partita, si appresta a fischiare l'arbitro. Attenzione a Parisi che ha un'occasione, la palla sul sinistro, il tiro smorzato, finisce la partita. Dopo i 50 minuti il Gem vince sull'Atletico Fiumicino per 3-2.